La postazione della delegazione interprovinciale di Siracusa dell'IMAR riserva sempre delle belle sorprese nell'ambito del coffee show Latte Art. Quest'anno, ad esempio, lo vediamo tra l'altro attraverso le immagini che abbiamo appena girato, ci avete dimostrato, lei, proprio Antonio Mancarella, ci dimostra come in pochi istanti è possibile sbucciare un fico d'India quando in casa, e questo mi fa una rabbia incredibile, ci metti secoli e poi magari con una serie di conseguenze non troppo piacevoli. Sì, in effetti sì, è una nostra tecnica dello sbucciare la frutta, non solo i fichi d'India, comunque riusciamo a sbucciare anche delle arance, fare delle composizioni con delle ananas, insomma è un po' tutto, sono tecniche di sbucciare appunto la frutta. Molto semplice, basta infilzare il fico d'India al centro con una forchetta, lateralmente i due bordi vanno appena tagliuzzati, un trancio al centro e l'apertura laterale. Ecco lì il fico d'India aperto. Ecco, è molto semplice, è una considerazione abbastanza ambiziosa, però voglio dire sicuramente l'eleganza è propria del mestiere di maître. Questo è sicuramente anche fa parte soprattutto della nostra professionalità e quindi lavorare insomma, tecnicamente sbucciando un frutto ci valorizza anche davanti a un cliente. Ecco. A questo proposito volevo dire che l'IMAR in questo contesto è sempre partecipa appunto al Coffee Show Latte Art, dove il mestiere diventa un'arte. Raggiungiamo la postazione IMAR, ritroviamo Antonio Mancarella che si appresta a preparare un piatto al flambè naturalmente, che poi rappresenta uno dei momenti che a manifestazioni di questo tipo sono diciamo tra i più attesi, perché comunque piace anche dal punto di vista coreografico. Cosa andiamo a preparare? Stiamo preparando un fico d'India alla ricotta con un caramello di mandorle tostate e naturalmente polvere di caffè. Lo flamberemo al brandy e niente, poi per guarnire il piatto andremo a usare delle foglie di menta fresca. Tutto questo è basato con il caramello fatto con del nostro miele ibletano, quindi miele di zagara. Non è un'associazione a cui si penserebbe facilmente. Come no, sì, l'associazione IMAR sicuramente è un attimo... No, l'associazione tra la ricotta e il fico d'India. Come no, solitamente no, però ho studiato questo piatto un attimino, l'ho provato e ho trovato che ci sono due gusti totalmente diversi ma combinati e abbinati bene. Seguiamo ogni singola fase, liberiamo invece, evitiamo di distrarre Antonio Mancarella e godiamoci questo momento. Questi sono secondi importantissimi. Fare il caramello col miele e il burro naturalmente dobbiamo stare attenti a non bruciarlo, quindi teniamo il fuoco proprio a bassa temperatura, non più di 60 gradi. Naturalmente non appena ci accorgiamo che il miele comincia a caramellare è il momento di andare a immettere dentro la padella il nostro prodotto, in questo caso è il fico d'India. Fico d'India che peraltro abbiamo visto sbucciare, sicuramente le immagini lo testimoniano, in maniera incredibilmente elegante oltre che veloce. Anche questo insomma abilità tipica di un maître. Sicuramente l'IMAR è anche l'occasione giusta, la nostra postazione, perché tutto questo venga presentato anche a chi non di competenza. Per voi è normale, per noi comuni mortali invece è davvero uno spettacolo incredibile. In effetti le nostre tecniche tante volte non vengono curate nei particolari, ma devo dire in realtà, come dice lei appunto, sono così particolari, così semplici per noi farle, che comunque diventa uno spettacolo ogni volta che lo andiamo a fare. Ci avviciniamo al momento clou dal punto di vista proprio dell'esibizione. Io tra l'altro mi sposto, così consento anche a chi è venuto ad assistere a questa esibizione di goderne in ogni singolo momento.
eccolo qua, il momento clou, adesso cosa succede? Adesso asciughiamo un attimino un po' la salsetta e poi andiamo a preparare il piatto assemblandolo con appunto la ricotta che già precedentemente abbiamo preparato impastandola con del miele sempre e lo finiamo con il caramello della mandorla tostata. Stiamo a vedere allora anche queste ultime fasi, prima poi della degustazione. Chiaramente tutto in sicurezza, ci sono anche gli uomini dell'antincendio, non servono, ma comunque una garanzia, si deve fare così. Ed ecco il piatto che comincia a prendere forma. Le mandorle e anche dal punto di vista olfattivo diciamo che prende forma. Ecco così anche la mandorla dà anche il suo contributo, naturalmente è un contributo di profumi, non solo di sapori. Eccolo qua, pochi minuti, ma un capolavoro anche alla vista, insomma. Adesso poi andremo a scoprirne il gusto, ovviamente, non soltanto noi, ma tutti coloro i quali stanno assistendo a questa dimostrazione. Si completa il piatto. Mettiamo il piatto con la spolverata del nostro buon caffè. Eccolo. Non potrebbe essere altrimenti in un'occasione come questa. Assolutamente sì. Allora vado a finirlo ancora decorandolo con una parte di mentuccia fresca. Eccolo qua, mostriamolo anche a chi sta assistendo a queste fasi. Il piatto è pronto anche ad essere eventualmente degustato. Sì, sicuramente lo faremo assaggiare anche ai nostri ospiti qui in zona.